Eccolo! Lo sento! Qui sotto c'è un tesoro antico, non d'oro, ma di pietra. Un nuraghe. Le sue mura possono raccontarci chi eravamo e forse chi siamo ancora. Basterà scavare un po', ascoltare i colpi del mio picchetto. Ehi tu, che combini? Questo è il tetto della mia tana. Vuoi buttarci fuori da casa nostra? Ci viviamo coi danni, è la nostra fortezza contro il vento e la pioggia. E tu arrivi col tuo ferro a rompere tutto. No, vi sbagliate! Non voglio distruggere niente. Io studio la storia, cerco di riportarla alla luce. Se davvero qui sotto c'è un nuraghe, allora la vostra casa non è solo una tana. È un monumento, una memoria viva. Ehi, mi è caduta una pietra! Basta litigi, io sono qui da più tempo di quanto possiate immaginare. Io sono il nuraghe, non solo pietre, non solo rovine. Sono mani che hanno costruito con ingegno, sono voci che hanno cantato attorno al fuoco, sono bambini che hanno giocato fra i miei corridoi, sono donne e uomini che hanno resistito alle invasioni, alle tempeste e al tempo stesso. Quindi tu sei vivo, non sei solo un mucchio di rocce? Ogni pietra che vedete è un cuore che batte. Sono stato torre di difesa, faro nella notte, rifugio sicuro. Ma anche scuola di comunità, dove ogni gesto insegnava a resistere. Io sono resistenza. Non mi sono arreso al vento, né al fuoco, né al silenzio dei secoli. È vero, io ho trovato riparo sotto le tue mura e mi hanno protetto come braccia forti. Sei davvero un guardiano anche per noi. Io ho cresciuto i miei piccoli nella tua ombra. Tu non sei solo passato, sei parte della nostra vita. E io voglio far conoscere la tua voce al mondo. Non solo come pietre da fotografare, ma come esempio di ingegno e creatività. Porterò i tuoi reperti in un museo, così ti ammireranno tutti quanti nel mondo. Il tuo messaggio può insegnare ai giovani che dal passato si impara a costruire il futuro. Ricordate tutti voi, non basta guardarmi, bisogna ascoltarmi. Io sono la memoria che diventa sapere, il sapere futuro. Proteggetemi, rispettatemi e io continuerò a parlarvi. A mostrarvi che insieme si resiste, insieme si cresce, insieme si innova. Promesso, ti difenderemo da chi vuole ridurti in polvere. Promesso, resteremo al tuo fianco, come hai fatto tu con noi per secoli. Promesso, racconterò la tua storia, perché tutti possano imparare da te. Allora io non sarò mai dimenticato e dalle mie pietre nasceranno ancora forza, creatività e comunità, perché io sono il vostro passato, ma anche il vostro futuro.